posto. No, niente mangiare e niente treno. Lavoro dei mercati? Fogliettina cara, no, no. Fa un provocatore. No, è in un mestiere ad un sofà. Fa un teatro. Anco! E non è basta teatro che facciamo in testa di gramma di nase. È in un mestiere a due spalle e ogni tanto, allora penso, si scrive pure. Consigliere rispetto Zangardo. No! È una cosa che ci azzecca la legge. A chi ne rate che nominò? Io pensavo che mi chiama. Avvocato e tribunale. Mezz'ora incarrato quasi. Si ci sta l'avvocato, ci sta Un pure. mariolo che sta andato a vendere. Ci sta pure un guaglione. Aidane è diventato il braccio destro dell'avvocato, Don Salvatore Lazzucchi, un principe del fuoco. Scusate, ma se è il principe a fuori, a rinde tre. Principe del fuoco vuol dire grande avvocato. Ah, che bella cosa. Insomma, sei piazzato, l'hai detto pure a me, la signora Lazzulli, una piezza femmina. Figliuoli di Calafinale. Ma non c'è, ma mo si sposano. E certo, sta per nascere uno con piede secondo. Oh, figlia Aidana da nascere fuori, da casa sua, non deve essere come esso, figlia nessuno. Figlio da guerra. Figlio da guerra, così ti chiamavo. Sì, figli da guerra. Ah, figlio nessuno, e non deve essere richiamato da lei. Ad essere richiamato direttamente in generale. Ma che dici tu? Non deve essere richiamato figlio di NN, questo è quanto sei. Ha ragione, i saggi scrivizzi come sono, le spose, figli nessuno, figli di NN, come se a loro non resta sgravato nessuno, come si possono nate a una sciusciateria. Sì, ma sempre meglio essere figlio scudizzo che figlio da guerra, no? Ma cosa significa figlio da guerra? Figlia da guerra, figlia da guerra, figlia